Buongiorno, siamo qua con Mirko Fiorentin, titolare della Fiorentin SRL e sponsor del premio Prunola. Ciao Mirko. Ciao Alessandro. Ci vuoi parlare un po' della tua azienda? Sì, la mia azienda nasce circa 25 anni fa da una mia passione. Prima correvo con i kart e poi abbiamo iniziato a fare la preparazione e l'assistenza per dei piloti come squadra corse. Adesso si è trasformata in una commerciale con l'esclusiva di un prodotto in tutta Italia per una ditta grossissima che si chiama Yamaha. Io sono il titolare, mia moglie è in amministrazione con me e poi abbiamo circa 5-6 collaboratori che operano con noi durante i periodi delle gare. Ecco. Mirko ha accettato immediatamente di fare da sponsor al premio Prunola non appena gli abbiamo proposto. Ovviamente un'azienda che si occupa di go-kart è un'azienda giovane, un'azienda rivolta ai giovani. Cosa pensi del premio? Beh, è una cosa molto interessante. Tra l'altro io stimo moltissimo Alessandro come organizzatore, tra l'altro vengo spesso qui a mangiare da lui, quindi siamo anche amici. Poi ci credo molto sulle iniziative che aiutano i giovani. Infatti la mia attività è iniziata quando avevo 18 anni e quindi cerco di collaborare e di aiutare il più possibile queste iniziative. Quest'anno il premio Prunola, come sapete, ha un occhio di riguardo ai giovani, ne parleremo nelle prossime interviste e nelle prossime occasioni. È chiaro che un'azienda come Fiorentin, che appunto è rivolta al mondo giovanile, ha un ruolo in primo piano in questo senso, per cui appariva molto importante e interessante per un'azienda come questa partecipare al nostro premio. Speriamo di averli con noi alla serata finale, perché purtroppo Mirko giustamente lavora. Esattamente, per impegni lavorativi il 12 marzo non ci sarò, perché sarai sarò a Lonato alla prima gara di un campionato che noi organizziamo e quindi non sarò presente alla serata. Spero di esserci alla serata conclusiva, che poi non mi ricordo quando è. Ma... l'11 marzo. Ah ok, proprio scusami, è proprio l'11 marzo. Okay. Ecco. E in ogni caso c'è il 2 aprile Castelfranco Legge, per cui speriamo di averti con noi nella seconda occasione. Ci sarò. Bene, direi che con questo è tutto e tanto dopo ti fai un coraggio, grazie a devo voi. dire quello che volevo. Grazie mille Mirko. Grazie Alessandro. E ci vediamo, speriamo, la serata finale, se no a Castelfranco Legge. Esattamente, grazie. Ciao a tutti.